Buongiorno Italia da mia finestra di cesso. Ora io mostro te come parcheggia gente a Belgrado, super marciapiede. Giovanni ancora dorme, io forse sveglia Giovanni, con sveglia tipica di Italia. Giovanni! Ah, Giovanni già sveglio, tu vedi Giovanni molto mattiniero di mattina. Hai visto i parcheggi qua a destra come funzionano? Alla tua sinistra, su per i marciapiedi. Giovanni detto in questo marciapiede passa molta vasi, ma tu ricorda, prima mattina è sempre prima mattina, anche per vasi. Quindi dove io abito oggi non abita, fauna locale blocca abitamento. Direzione centro di Belgrado, che freddo! Cazzo, prima mattina! È grandina! Chissà come si chiama sto fiume, non ci siamo neanche informati, siamo anche senza internet. Ponte di Brooklyn in versione economica. E ci siamo. Tanti tram usano qua, tram tipo anni 70 ma pur sempre tram. Curati che tram vissuto. Verde. Oh, e va da qua a destra, è enorme anche sto edificio. Niente, con Giovanni si va a bar, ma si va a bar sul serio qua, porco cane. Ma che mancia, dagli una palpata alle tette alla cameriera e siamo pari. Pausa un attimo, nel senso che siamo qua fuori dal pub che ci ha dato il wifi e stiamo scaricando le mappe offline di tutta la Serbia. Io l'avevo fatto sul tablet, giustamente, sia di Maps.me che Google Maps, ma non sul telefonino, che ci serve per quando giriamo a piedi in bici. Dobbiamo ancora entrare proprio nel centro, questo è proprio l'ingresso. Adesso siamo in direzione del tempio di San Sava, che è una delle cose più importanti. Dopodiché passiamo anche per il museo di Nikola Tesla, e lì da capire anche se è la sua abitazione, perché citerei particolarmente, insomma a titolo simbolico, passare dove è nato Nikola Tesla, che è uno dei miei, anche se era uno scienziato, è comunque uno dei miei pensatori preferiti. Grande anima, grand'uomo, anche lui vegetariano, nato nel mio stesso giorno, 10 luglio. Aspetta, c'è da dire che questo è il museo di Nikola Tesla qui a Belgrado, perché la sua abitazione è in Croazia e nel museo si possono trovare alcuni reperti e ovviamente tutte le cose più importanti, come alcuni sanno, sono tuttora tenute segrete dalla CIA e dall'FBI. Abbiamo parcheggiato all'entrata, credo, di un'università. Ciò fa di noi delle persone molto più acculturate rispetto a prima. Perché occhio Italia dove ti porta zingano. Wow, questo è il tempio di San Sava, che io adesso spererei in qualche modo che sia aperto per andare dentro a vedere. Vedo che stanno facendo delle ristrutturazioni lì all'entrata, però qualche buchetto, insomma, spero che lo si trova. Buongiorno Italia! Aspetta, perché ho anche concorrenza qua con le videocamere, porca miseria. O si entra dall'altra parte, perché allora la cattedrale di San Sava è la più grande cattedrale ortodossa nei Balcani e una delle più importanti cattedrali ortodosse nel mondo. È stata costruita in onore di San Sava nel 1175-1236, l'apostolo serbo e il primo, oddio, questa non, sto leggendo, non so cos'è sta parola, archbishop, cioè forse uno che aveva 2 negozi di archi, dell'ortodossia serba. Poi questa cattedrale fu costruita in un punto dove le reliquie del santo furono bruciate dal regime ottomano nel 1594. Il piano dell'architettura per la cattedrale fu disegnato nel XIX secolo, anche se la costruzione fu commissionata solo nel 1935. Fu più tardi sospesa a causa dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. La costruzione di questo edificio fu completata nel 1989 e nel 2004 la cattedrale fu consacrata, quindi è anche un qualcosa di recente. Scusa se ti ho filmato col palo davanti, ma stavo anche leggendo. È particolare, con queste pareti che sembrano di marmo, anzi secondo me è proprio marmo. Andiamo a vedere. Ah cazzo, sì! Sì, è freddissima. È tutta in marmo, è costruita tutta interamente in marmo, roba da skate qua.
giustamente Giovanni, no, per non farci sentire meno importanti, sottolinea come il Duomo di Milano, no? Esatto, come il Duomo di Milano che è fatto tutto in marmo. Ecco. E il marmo lo prendevano dal lago di, che adesso mi viene in mente, che adesso non mi sta venendo in mente, di Perché è prima mattina? il lago, quello vicino alla Svizzera. Ecco. Le Puntine del Mondo è un canale acculturato, più o meno, magari prima mattina anche no. Ah sì, eccoci qua, questa è l'entrata. Adesso entriamo, imposto un attimo la fotocamera con tempi e bilanciamento del bianco adatti e poi ti farò il solito video con musichetta, che è da tanto che non te lo ciucciavi. È ben riscaldato e c'è un odore di incenso ovunque. L'unica cosa, io adesso devo capire come entrare nella cattedrale, no? Vedere la parte grande e la parte bella. Molto probabilmente, secondo me, bisogna aspettare che finisca messa e dopo si può entrare. Adesso vediamo, cerchiamo di chiedere a qualcuno. Allora Italia, ho chiesto a 3 poliziotte, anche cicce, però non le ho filmate, scusami, come si faceva per visitare la parte, diciamo, della cattedrale dedita all'uso chiesa, no? E ci hanno detto che non è possibile in quanto è in fase di restauro. Si può visitare solo la cripta, che è quella che abbiamo appena visto adesso con la mia bellissima musichetta. Shall I compare thee to a summer's day? Ecco, sei in tempo per sentirti anche le campane. In parte alla cattedrale di San Sava c'è anche quest'altra chiesettina che adesso andiamo a vedere se è aperta, perché sai, con la fortuna che ho io è sempre tutto chiuso. Aspetta, perché devo stare attento anche al Giovanni che resta sempre indietro. Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade. When in eternal lines in time thou growest, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Praticamente abbiamo notato che hanno praticamente tanti santi, cioè loro non fanno come noi in chiesa che entriamo, il segno della croce, la preghiera a Dio, eccetera. Qui loro hanno tantissimi santi, fanno 2 o 3 volte il segno della croce, baciano addirittura i santi
e fanno proprio il giro di tutti i santi, ce ne sono da quanto ho visto 5 o 6 e fanno anche il bacio dei piedi pure, hanno vari santi, quindi non lo so, non ne hanno uno come noi e basta, poi chi è più esperto ne saprà, non lo so. Qui in piazza ci sono tanti piccioni che sono un po' la figura iconica di Nikola Tesla, il Tesla Pigeon. Allora, la direzione, che sarei io, Singano, no? Voleva in qualche modo scusarsi per le riprese fatte con la GoPro, perché è chiaro che farle con la Sony e lo stabilizzatore sarebbero venute molto più belle, però prova a metterti un po' nei miei panni, cioè Belgrado, in mezzo al casino, con tutta la gente che c'era, e il traffico, semafori, corri qua, corri di là, marciapiedi da saltare, strade dissestate, eccetera. Allora ho messo la GoPro nel manubrio, certo le riprese saranno un po' magari tremolanti, un po' veloci, la qualità è quel che è, però insomma è anche alla fine un modo per avere più riprese, perché la GoPro è sempre a disposizione, è piccolina, e quindi insomma vedi qualcosa di carino, tac, registra, vedi un'altra roba, tac, registra e via. Buon, dai, continuiamo. Tutta in salita, porco, ma che cartelloni enormi, tutto enorme. Che robe, bello cazzo. E qui siamo in centro a Belgrado e vedi ancora tanti edifici bombardati dalla guerra, e abbiamo notato che c'è tantissima polizia e militari in giro per le strade. Ecco, qui l'ultima volta che vediamo vivo Giovanni. A Punti Cagnari in Serbia ci sono moltissimi pet shop e come cagnolino va molto il maltese.